Bentornati a un nuovo appuntamento con le previsioni meteo. Parliamo ovviamente del movimento del vortice polare perché andrà cambiando il tempo entro l'Epifania e le situazioni porteranno a un cambiamento radicale non solo al centro e al sud Italia, ma soprattutto al nord, col possibile ritorno di nevicate fino in pianura. Al momento a distanza temporale comunque di 120 ore, lo ricordiamo, può mutare e quindi vediamo intanto in parte che cosa accadrà. Come possiamo vedere, l'aria fredda di matrice attico-continentale sarà più addossata, come vedete, sulla Scandinavia, sui paesi del nord Europa, quindi non riuscirà a scendere definitivamente proprio verso i nostri settori. Qui avremo temperature insomma rigidissime, attorno ai meno 15 gradi centigradi, mentre a fondi attici comunque proprio dall'Epifania in poi riusciranno ad affondare sull'Europa centro-occidentale e anche sull'Italia, soprattutto sul nord Italia, sulle regioni settentrionali, ove qui proprio attorno al 5 e il 6 l'aria fredda si ristagnerà proprio in Val Padana e con un minimo depressionario, come vedete, centrato sul Nord Africa e sulla Spagna, che tenderà a salire gradualmente, spingersi verso il centro Italia, creando questo minimo depressionario che potrebbe quindi apportare la possibilità di nevicate fino a quote molto basse al nord-est sul versante adriatico. Questi settori più favoriti, così come vedete le temperature che saranno ben sotto la media stagionale su gran parte dell'Europa. E come vedete l'ondata di gelo che invece agisce definitivamente sulla Scandinavia, con temperature invece che saranno leggermente sopra la media ancora all'estremo sud, qui un settore meno colpito proprio nel corso della settimana che verrà ovviamente. Come vedete invece nelle prossime giornate, venerdì, ultimi fenomeni proprio per l'azione di questi venti un po' più umidi porteranno qualche piovasco soprattutto sulla Alta Toscana e come vedete lungo il medio-basso Tirreno, quindi sui settori costieri in modo particolare. Poi, come vedete, la giornata di sabato vedrà un'amplificazione ulteriore, un rialzo ulteriore delle temperature al sud, con picchi fino a 21 gradi, pensate, sulla Sicilia, con temperature qui insomma molto sopra la media stagionale. Altrove invece riusciranno a rialzarsi, seppur lievemente, tra gli 8 e i 9 gradi in Val Padana, mentre al centro saremmo attorno ai 13-16 gradi per quanto riguarda i valori diurni. La circolazione quindi muta di libeccio da sud-ovest, portando quindi aria un po' più mite nel corso di questo weekend, e con la giornata di sabato che quindi vedrà l'azione di qualche pioggia e, come possiamo vedere, le aree più interessate saranno in parte quelle del centro, soprattutto sul Lazio, saranno più frequenti proprio su questo settore o andranno intensificandosi in corso della giornata. L'Appennino risentirà di deboli nevicate oltre i 1700 metri e al sud, sulla Campania, sull'Alta Calabria tirrenica, risentiremo anche qui di qualche debole pioggia. Sulla Sardegna nel complesso sarà asciutto ma con cielo spesso parzialmente nuvoloso. La giornata di domenica, come vedete, invece vedrà un'ulteriore spinta delle correnti umide per lo sfondamento di questo minimo depressionario sul Marocco e su parte del Nord Africa. Peggiora ulteriormente sui paesi balcanici, dove qui le nevicate saranno attorno ai 400-600 metri a quote collinari, così come pensate anche sulle regioni del centro. In questo caso si vede maggiormente esposto l'Abruzzo, ancora una volta il Lazio, oltre ad avere un'influenza anche in parte comunque della Campania sull'Appennino centrale. Qui però le nevicate sono sempre attorno ai 1500-1700 metri, non cambierà perché le temperature saranno nel complesso ancora miti per quanto riguarda la giornata di domenica, quando però, attenzione, entro la serata spingeranno i venti settentrionali e caleranno quindi le temperature al nord, stando su valori massimi attorno ai 6-8 gradi e temperature minime che saranno frequentemente attorno allo zero, congelate. E come vedete la giornata di lunedì spingeranno queste correnti molto fredde in matrice artica sull'Europa centrale, scorreranno anche al nord, porteranno quindi un definitivo cambiamento delle temperature, quindi un crollo definitivo, e le nevicate che saranno ancora frequenti, come vedete, sui Balcani settentrionali, e poi la spinta di questi minimi depressionali che dal Nord Africa si potranno formare direttamente sul Mar Tirreno. La collocazione però è ancora
non chiara, perché la creazione di minimi depressionali sul Mar Tirreno possono andare a coinvolgere anche il Nord Italia, ove qui si ristagnerà quindi il cuscinetto di aria fredda che si andrà a formare. Se si formerà questo minimo depressionario proprio sul centro Italia, sul Mar Tirreno, potrebbe risentire maggiormente il nord-est, quindi il Veneto, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia, da nevicate fino in pianura. Quindi qui con il cuscinetto freddo che distribuirà delle temperature molto rigide sotto lo zero, potrà favorire anche nelle ore diurne delle nevicate fino in pianura. Una probabilità che accada al momento ancora incerta, perché la traiettoria definitiva di questo minimo depressionario e di quanto spingeranno le correnti miti da sud-ovest soprattutto al sud, ove non risentirà praticamente di fenomeni, avremo quindi due possibilità. Come vedete stanno aumentando nel corso delle ultime ore gli aggiornamenti per quanto riguarda vari modelli, e la maggior parte individua la possibilità che tutto quanto il nord-est, sul Veneto, il Friuli e sulla Emilia Romagna e anche sulle Marche, pensate, qui avremo nevicate fino a zone pianeggianti. Insomma, sarebbe una bella sorpresa, proprio per la distribuzione però dei minimi non è ancora ben chiara, perché ci sono due possibilità: che questo minimo depressionario centrato sul Tirreno possa spostarsi lentamente verso sud, quindi sfavorire meno il nord. Dipende tutto da come andrà a formarsi questo minimo depressionario. Ci sono due possibilità e quindi al momento quella che prevale in queste ultime ore è quella di vedere questa perturbazione dalle caratteristiche invernali e la prima neve al nord. Parliamo del nord-est, il nord-ovest è assolutamente escluso al momento e vede una probabilità davvero molto bassa. Ne riparliamo perché la distanza temporale è ancora notevole, ci vogliono ulteriori aggiornamenti per dare come definitiva questa previsione. Continuate come sempre a seguirci.